2 anni senza Pablito. 2 anni e il ricordo ancora vivo, perché sì, anche i campioni volano in cielo, lasciando un grande vuoto qui sulla terra che hanno calpestato, nelle città che hanno vissuto, dove hanno inventato, creato, costruito la loro leggenda. Paolo Rossi a Vicenza, dove ha spiccato il volo verso l'immortalità sportiva, è ancora vivo. Lo si vede davanti allo Stadio Menti, su un murale pieno di anima. Vibra nei ricordi della gente, ricordi ancora vivaci, appassionati. Lo si trova sul navigatore di un telefonino, Largo Paolo Rossi 9, dove oggi è stato messo un mazzo di fiori. Nel Largo Paolo Rossi, una piazza a tutti gli effetti che rappresenta Paolo e ciò che ha rappresentato per Vicenza. È una piazza in realtà ancora incompleta, perché arriverà nei prossimi mesi anche la statua voluta dalla famiglia, che verrà collocata al centro della aiuola a forma di numero 9, e poi Largo Paolo Rossi è la sede legale del Vicenza. Così Paolo Rossi resterà per sempre Pablito, col suo sorriso da eroe umile. Vicenza lo ha amato in vita, dandogli la cittadinanza onoraria. Era il 18 febbraio del 2020. Fu l'ultimo atto di Paolo Rossi nella città dei primi trionfi, dove poi è tornato solo il suo corpo per la camera ardente per il funerale in Duomo. Ma nello spirito non se n'è mai andato, è sempre rimasto qui, dove ancora oggi, pure stasera che lo ricordiamo insieme in questo telegiornale. Paolo rimane con il suo sorriso un ricordo indelebile e dobbiamo farne giusta memoria, e quindi faremo anche altre iniziative in futuro. Ci sono giorni indimenticati, indimenticabili. Ci sono campioni, eterni, immortali. Pablito è uno di loro. Il tempo passa e sono 2 anni, ma per una stella che brilla in cielo i giorni non trascorrono mai. Ed è questo il suo gol più grande. Lo ha fatto alla morte, spiazzata. Lui, col suo sorriso da eroe umile, ha giocato d'anticipo e ha segnato. Ha segnato un'epoca, ha segnato il presente e il futuro. Un modello. Solo come gli eroi epici, immortale.